Avete mai visto un televisore a colori da 1000 pollici? Ecco, questo è il centro vitale di un televisore a colori. Qui abbiamo applicato la protezione Chrono System CGE. Qui no, basta uno sbalzo di tensione. Vedete cosa può succedere senza una protezione come Chrono System? Chrono System CGE protegge più a lungo la qualità del colore anno dopo anno. Gli animali, questi sconosciuti. Sì! Ragazzi, buonasera per la serie. Non c'entra. Per la serie. Gli animali. Voi non c'entrate. Parliamo di Bongo. Bongo è un personaggio qua, il nostro amico. Cioè, sono personaggi che hanno dei nomignoli che vengono sempre qua a fare il pubblico. Bongo è uno di questi che uno è un po' abbongorato e l'altro è detto Giorgio il Lurido, ma non so perché. Ecco, vedi, si divertono un po'. Però, ragazzi, state attenti per piacere. State attenti perché la serie di questa volta sugli animali, parliamo di un animale veramente sconcertante, un animale stranissimo che non... il gatto. Però, nonostante noi ce l'abbiamo abituati a vedercelo così, il gatto è un animale stranissimo veramente. Perché? Innanzitutto ci sono delle dicerie stranissime sui gatti. Una delle quali è che il gatto è pulito, è vero? Siete d'accordo? Non è vero niente! Si dice che il gatto è pulito perché lo vediamo con la linguettina che si pulisce il pelo. Ora, secondo voi, uno che con la lingua si pulisce il pelo è pulito? Io mi immagino Lucio Dalla che con la lingua si pulisce. Ci vuole una settimana prima che si pulisca tutto. È pulito anche e soprattutto perché è l'unico animale che fa i propri bisognini e poi se li sotterra. Si fa un buchino e si sotterra. Perché? Perché l'avete mai sentito? Cioè, com'è il bisognino di un gatto? Infatti lui lo sa e si vergogna e la sotterra, perché sennò l'avrebbero già sterminato da tutte le parti. Ed è un animale attaccato alla casa, nel senso vero, ti si attacca ai mobili, alle case, alle tende, fa come Francesca Bertini, ti rovina tutte le tende e prevede il tempo. Questa è una cosa scientifica, perché quando c'è molto umido una tendine del collo gli si rilassa e lui riesce con la linguetta ad arrivare dietro l'orecchio e piove, è una cosa vera questa, vi pregherei di credermi. Infatti Bernac ha preso da lui, quando la pressione va giù si lecca tutta la schiena dietro, fa delle robe ed esiste, vi giuro, chiedete anche a scuola, perché non sono cose che vi cito i testi, esistono libri sui gatti e c'è l'oroscopo sui gatti. Io sono impazzita perché c'è l'oroscopo sul gatto. Il gatto nasce e c'è scritto, guarda, oroscopo sui gatti, non sono cose foglietti. Questo è un libro? È un libro. Il gatto del Capricorno, ragazzi, me lo sono segnato, vorrei che inquadraste, me lo sono segnato. Gatto del Capricorno, ora vabbè, non leggete Capricorno perché è piccolo. Capricorno, il gatto del... non posso, se ve lo faccio vedere non riesco a leggerlo. Quindi il gatto del Capricorno, i gatti nati in detto segno si mostrano quanto mai puntigliosi e del tutto sprovvisti del senso degli humor. Sono un po' Maica Buongiornati, insomma. Tanto che se il padrone non va loro a genio, sono tentati di abbandonarlo. Sono fortunatissimi in amore, però non molto abili nella caccia dei topi. Quindi il proprietario di un gatto del Capricorno sarà in casa pieno di gatte, tutte lì così, e dovrà andare a caccia lui di topi. Poi c'è il cane, c'è il gatto dei pesci, ferma! Il gatto dei pesci ha uno sdoppiamento di personalità o bifrontismo, cioè abbaia, cioè, ha due personalità, è incredibile. Ragazzi, i gatti, io vi giuro, ci sono delle altre stranezze che io voglio dire attraverso i testi, quelli veri. Federico II, fa ridere anche questo. Federico II, chiedetelo ai vostri insegnanti. Federico II fa cavaliere un certo Kirkham,
lo fa cavaliere pubblicamente, lasciandogli un feudo, perché questo Kirkan ha ucciso a morsi 3 gatti. Poi nel 1484 Papa Innocenzo VIII denuncia e scomunica i gatti e i loro amici. Ma roba da pazzi, roba da pazzi. E le invenzioni, infatti poi i gatti del Medioevo li hanno sterminati, li hanno processati, li scuoiavano, li processavano con l'avvocato difensore. L'avvocato del diavolo deriva dal fatto che il gatto nel Medioevo incarnava il diavolo e l'avvocato che difendeva il gatto era cosiddetto avvocato del diavolo, che li facevano sempre condannare perché cosa li pagavano gli avvocati i gatti? 2 lische di pesce, venivano condannati. E l'invenzione intorno al 1600, un certo frate Kircher, vi prego di documentarvi, un frate si chiamava Kircher, nel 1600 ha inventato l'organo a gatti. Ma ragazzi, guardate che io sto diventando pazzo. Questo ha fatto, questo strumento, con delle cassettine. Ogni cassetta ci metteva dentro un gatto con un miau diverso. Le code venivano lasciate fuori dalla cassettina, lui andava lì miau 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 e ha composto miau 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 miau, ha composto delle sinfonie. Aia, vi prego di informarvi di queste ricerche. La massima di questa settimana, ovviamente, è una massima che mi ha fatto impazzire perché il gatto che abbaia non morde, graffia. Firmato Silvestro, il gatto maldestro. Ciao a tutti!